Ben ritrovati Cattoliche dintorni. Oggi vi presentiamo U-Station, il primo web network nazionale di radio e televisione universitaria che ospita i miglior prodotti realizzati dagli studenti. E noi ci auguriamo che con il nuovo anno anche i video prodotti dagli studenti dell'Università Cattolica potranno essere visibili su questo media social network. Vediamo insieme il servizio. Thousands of it's big. 30 million. Elena Bravetta, ti va di spiegarci che cos'è U-Station? Allora, volentieri. U-Station è il primo media social network, lo definiamo così, legato al mondo universitario italiano. Raccoglie, ed è il più grande per adesso network e contenitore di tutte le esperienze di web radio, web tv e web magazine sviluppate in ambito universitario. Un panorama estremamente ricco e in crescita, quindi assolutamente in divenire. Funziona come un social network, quindi è accessibile con le dinamiche che tutti noi conosciamo di network sociale, quindi interazione fra gli utenti, caricamento dei propri contenuti, ed è aperto a due tipologie di utenti. Le realtà organizzate come le web tv e le web radio eccetera eccetera, e gli utenti singoli che hanno delle cose da dire, insomma, che caricano i propri contenuti. E anche molto altro, nel senso che a noi piace pensare a U-Station come a una porta, no? Un'opportunità per il mondo della creatività giovanile. Infatti quello che noi offriamo sono opportunità concrete. La prima di tutte è stata l'esperienza di Universication, che è il primo format televisivo dedicato assolutamente interamente al mondo universitario, che è andato proprio in onda su una TV nazionale, insomma, importante come la 7. Linus, come pensi si stia evolvendo il mondo dei media? In maniera un po' confusa. La cosa più clamorosa è che non c'è la stessa evoluzione in nessuna nazione. Ogni nazione ha fatto un po' di testa sua e ci troviamo in una circostanza abbastanza imbarazzante e anche un po' incomprensibile, perché negli anni passati, nei decenni passati, insomma, quando è arrivata la televisione, la radio o i primi grandi media, c'era comunque l'esempio dei fratelli maggiori che avevano già fatto qualcosa. Adesso non possiamo copiare da nessuno, e anche se potessimo comunque dovremmo sottostare agli interessi di qualcun altro, e quindi c'è molta confusione. Ecco, secondo te DJ TV è un media del futuro, insomma? Beh, mi piacerebbe che lo fosse. Al momento siamo soltanto il germoglio di quello che potrebbe succedere, no? In televisione, più che in qualunque altro tipo di avventura di comunicazione, l'elemento fondamentale sono i soldi. Senza i soldi non puoi fare veramente nulla, e quindi noi non abbiamo in questo momento grandi risorse, dobbiamo costruircele piano piano. Io alla fine ho riciclato una televisione che stava per essere dismessa e ho cercato di darle un'imbiancata sperando che poi riesca ad autoalimentarsi. È una scommessa. Television rules the nation. Professor Eugeni, che cosa ne pensa delle web TV lanciate dalle università? Sono delle occasioni importanti, al di là dell'apparenza leggera, sono occasioni importanti di professionalizzazione in un momento in cui i media si stanno alleggerendo, quindi fanno bene al web e fanno bene alle università al tempo stesso. Lei crede che siano la voce degli studenti queste web TV? Io mi auguro che siano la voce di alcuni studenti dal punto di vista espressivo, mi auguro che siano un luogo in cui è possibile inventare, sperimentare nuovi formati, soprattutto quei formati all'incrocio tra le pratiche della vecchia televisione e la rete, che le televisioni di solito non riescono a inventare, però mi auguro anche che siano sempre di più la voce della società civile, soprattutto la voce di quei settori della società che spesso nei media principali non hanno voce.
cambia il sistema per accedere al servizio di ristorazione dell'Università Cattolica e un aiuto arriva da Educat per chi cerca casa. Le novità ce le racconta Massimo Pesenti. Dottor Pesenti, quest'anno cambierà il sistema di accesso alla ristorazione proposto dall'Università Cattolica. Quali sono le novità in programma? Educat, come ogni anno, offre una serie di servizi per gli studenti universitari, in particolare il servizio ristorazione che consente l'accesso alle mense universitarie. Da quest'anno, per rispondere sempre di più ai bisogni degli studenti, in particolare per aiutarli anche dal punto di vista del risparmio economico, è stata messa a punto una nuova procedura. Gli studenti entro il 31 gennaio devono collegarsi al sito www.educat.it/ristorazione e accreditarsi al nuovo servizio. Successivamente, pagando una quota di 30 euro o 60 euro a seconda della fascia di reddito, potranno utilizzare i buoni mensa giornalieri al prezzo di 3,50 euro. Questo consente un risparmio perché il prezzo del buono giornaliero precedentemente era di 5,50 euro e soprattutto perché l'accredito deve essere fatto una sola volta nel corso della carriera universitaria, quindi non più una volta all'anno, ma una volta per tutto il proprio percorso di studi, partendo dalla laurea triennale fino alla laurea magistrale e eventuali altri corsi che desiderano seguire. Ci sono altri cambiamenti allo studio per il prossimo anno? Educat, sempre nell'ottica di favorire e semplificare l'utilizzo da parte degli studenti di questi servizi, allo studio per il prossimo anno accademico, a partire da settembre 2010, la sostituzione dei buoni mensa cartacei con l'utilizzo del badge universitario. Sul badge verrà caricato come una sorta di borsellino elettronico una quota che verrà poi spesa nelle mense per poter utilizzare il pranzo. Quali altre novità sono previste per il prossimo anno accademico? Sì, oltre alle convenzioni ormai tradizionali con alcune residenze nelle quali gli studenti che abitano fuori città possono risiedere, Educat ha messo, ed è già attivo, ha messo a disposizione un nuovo strumento che si chiama Bacheca Online per mettere in contatto domanda e offerta di alloggi o posti per poter dormire nei pressi dell'università. Chi desidera proporre un alloggio può collegarsi a questo sito, chi desidera ricercare un alloggio può collegarsi a questo sito. Ci saranno alcune griglie per poter fare una ricerca e questo consente di mettere in contatto il più velocemente possibile domanda e offerta. Il sito è www.educat.it/bachecabs.